Calvano, arriva la nave Don Carlo, pronta per eseguire anche questo Eden terrestre. La città di San Vito lo Capo, che ha un bando bianco-celeste, che oggi scenderà in campo per portare a casa altri 3 punti, così come 14 giorni fa contro la Folgore. Benvenuti qui allo stadio comunale di San Vito lo Capo da Gabriele Rispetta e San Vito lo Capo contro Don Carlo Misilmeri. Quarta giornata del campionato di eccellenza a Girone A. Andiamo con le formazioni, partendo da quella di Mister Colombo con il Porta, poi la Comare, Sedotti, Tulea Sins, Ua, dietro Semai, Sabasing, Bulades e Gialò a centrocampo, Guaiana, Mustaccia e Jolly, Serie A saranno gli attaccanti. Qua invece vediamo Don Carlo Misilmeri che sembra stia giocando in casa. Qua abbiamo proprio gli Ultras vicini alla nostra postazione, nelle rinnovate tribune del campo comunale di San Vito lo Capo. Don Carlo che sarà con in porta Di Salvo, 3-4-2-1 solito di Mister Napoli. Vitale, Costantino e Caramano in difesa, a gol di Sanzo, Fisimano e Mineo a centrocampo con Flores che si stacca e va a fare a tutti gli effetti il trequartista assieme alla Valdera alle spalle di Barbera. Per i bianchi che provano subito il rilancio lungo, poi prova a domesticare questo pallone. Guaiana viene fermato, la può ripartire la Don Carlo subito nella metà campo avversaria. Pallone per Cusumano largo a sinistra, va da Flores che sta giocando più basso rispetto a quanto ci aspettavamo leggendo la formazione iniziale. Occhio alla corsa di Bulades, appena tornato qui a San Vito, fermato però bene da Caramanno che si blocca con Costantino, pallone che termina fuori. Ha provato subito Bulades, ritornato a San Vito dopo una brevissima parentesi al Marsala. 103 presenze con il San Vito, con questa fanno 104. Adesso pallone buono per il San Vito, potrà andare con calma la Commare. Stacca di testa Bulades, ma lontano Costantino a cercare la corsa di Lavardera che si va a vedere in mezzo ai difensori. Ancora Lavardera, prova il destro, conclusione che termina fuori. Ce l'ha fatto vedere bene Lavardera, si lamenta un pochettino qui a Ua, forse lamenta di una spinta da parte dell'attaccante da Don Carlo, però qui ha avuto la grande occasione Lavardera di trovare quello che sarebbe stato il primo centro in campionato. Adesso per il San Vito nella propria metà campo arriva a giocare molto basso anche in questo caso numero 10 Mustaccia, lui è Guaiana, protagonisti dell'unica vittoria per ora stagionale del San Vito, qua proprio sul manto del comunale della città trapanese. Qua poi è ripreso però dalla Don Carlo, lo rimette al centro in maniera pericolosa il San Vito per evitare il calcio d'angolo. Poi la Commare deve lottare ancora una volta con l'arrempante Cusumano. 2:20 già passati, ancora nessuna occasione con San Vito e Don Carlo che continuano a studiarsi in questa prima fase di gara. Occhio qua il pallone proprio ripreso da Guaiana, almeno che tentava di addomesticare il numero 9 del San Vito. La Commare a cercare al centro del campo Giallo, ancora il numero 8 a gestire questo pallone ripreso però bene da Sanz. Rilancio sbilanciato qui da parte della Don Carlo. Pallone buono
ancora una volta per il San Vito, che può girare sempre con i suoi effettivi larghi a sinistra. Ha provato a cercare il pallone dentro per Serie A, formazione di casa. Adesso commette fallo proprio il numero 5 Aouar, lo scorso da centrale praticamente, a volte adattato al terzino. Emanuele Aouar, 4 gol con la maglia del San Vito, campionato di eccellenza, sicuramente uno dei migliori prospetti della formazione sanvitese. Ora pallone dietro ancora per Costantino, si propone Flores addirittura come centrale, prova a girare palla invece la Don Carlo, ancora con il tentativo di Mineo che si accentra e lotta al centro del campo, poi Barbera a provare a portare avanti il pressing, ancora Mineo riprende palla, può andare, lo ferma però con personalità Mustaccia, poi rischia qualcosa alla Commare, atterraggio il numero 2, calcio di punizione, batte subito la Commare rischiando ancora qualcosa. Pallone buono per Asis Touré, l'anno scorso alla Folgore, tanti ex Folgore Castelvetrano nella formazione di casa. Adesso il pallone è buono ancora per la Commare, insiste Pulades, allora gira ancora una volta da Mustaccia che è molto basso, cambia il San Vito, poi adesso rilancio lungo, occhio perché c'è Pulades che rimette il pallone a rimorchio, tutti a vuoto, esce quindi la Don Carlo, però occhio al contropiede possibile con Barbera che si appenda sul pallone, lo anticipa Sadotti ma non è abbastanza per evitare la rimessa laterale in favore della Don Carlo. Molto vento oggi qui a San Vito, ai piedi del Monte Cofano, suggestiva l'immagine, il panorama alle spalle del campo comunale del San Vito, come dicevo, con rinnovate tribune adesso. La pallone ancora una volta buono per i biancorossi, la riprende solamente per un attimo però a Don Carlo, perché poi ha provato subito a gestire il pallone il numero 10 Mustaccia del San Vito. Sesto di gioco, 0-0 tra biancoazzurri e biancorossi. Gioca palla il San Vito, ancora delle parti di Asis Touré, Aouar, la Commare, pallone ripreso solamente per un attimo però dalla Don Carlo, sempre la Commare ad andare. Pulades, l'idea non è male per Guayana, però a fare fallo, ottima la copertura sempre di Caramanno, Davide Caramanno, per il primo gol della Don Carlo in questo campionato contro il Partinico Audace in casa. Don Carlo che arriva dal pari contro il Licata, sicuramente un punteggio che dà fiducia alla formazione di mister Napoli. Tempo palla che arriva dalle parti di Busconi, portiere bianco-azzurro, gira in tempo seria, si accentra Sadotti, ancora a cercare Pulades, sempre molto largo il numero 7. Pulades torna dalle parti di Mustaccia, ancora per Sadotti, largo a sinistra il terzino, cerca Guayana che poi non riesce nella sponda a cercare l'inserimento della parte di campo del numero 6 Issa Basit. Abdul Issa Basit, per comodità chiameremo Basit, così come soprannomine lo chiamano i suoi compagni. Occhio al pallone ancora per la Commare, largo a destra dove c'è Pulades che prova subito il sinistro, murato, Pulades, controllo, prova adesso di nuovo il mancino, al centro il pallone, il tentativo alla distanza poi di Mustaccia, finisce
fuori applausi da parte del pubblico sanvitese, continua invece a incitare i suoi, lo spicchio dei tifosi ospiti per la Don Carlo Misilmeri. 0-0. Lungo la Don Carlo, ancora con il suo portiere Di Salvo dopo il passaggio e la battuta del suo centrale per quanto riguarda questa rimessa dal fondo. Ancora Mustaccia cambia gioco a cercare il talento e l'inserimento in velocità del numero 6 Basit, ma passaggio impreciso. Si lamenta anche il suo compagno più vicino, il numero 8 Jalò. Occhio ancora a Lavardera che lotta, Mineo, anche lui si unisce alla festa, lo ferma solo per un attimo Sadotti, poi il campo finisce, l'ultimo tocco del terzino sanvitese, allora sarà calcio d'angolo, potenziale prima occasione per la Don Carlo. C'è Tommy Flores alla battuta di ogni calcio piazzato, numero 10 con il sinistro che ha deciso la gara contro l'Accademia Trapani, qua vicino allo Sorrentino di Trapani. Adesso ancora Flores, sinistro, passo tagliato che però non ferisce la difesa avversaria, riprova sempre col mancino Flores, occhio al rimpallo che potrebbe favorire Barbera, esce perfettamente Rusconi. Con le mani, estremo difensore Alessio Rusconi. Che giro palla ancora con Awa che mantiene il pallone, poi cerca e trova i compagni di reparto, quindi decide di rilanciare le parti di Jalò. Flores può addomesticare questo pallone, può anche mandare in corsa Cusumano. Credo che Mister Napoli stia giocando con un più semplice 3-5-2 che ormai sembrerebbe essere diventato il suo mantra, con Lavardera e Barbera ovviamente due riferimenti offensivi, poi Flores regista assieme a Sanzi, un centrocampo che per ora vede come centrale anche a più riprese in corso di questi primi minuti di gara Mineo con Cusumano a sinistra e a Golli larghissimo a destra. Pallone che arriva dalle parti di Rusconi, fa su il portiere del San Vito senza particolari problemi. Sadotti, Asisture, c'è ancora Awa che può anche camminare, palla al piede. Si propone sempre Mustaccia col destro a cercare avanti Guaiana, che però termina tra le braccia di Salvo che con sicurezza ha già rimesso in movimento il pallone, sempre per la Don Carlo, sempre con il pallone buono per Tommy Flores, Costantino per Caraman, ancora l'ex Licata, protagonista sicuramente in positivo nell'ultimo match proprio contro i giallo-blu, terminato 0-0, un pareggio che sa di vittoria per la Don Carlo contro quella che è considerata una corazzata e potenzialmente anche una delle squadre più forti del campionato, sono più forti ovviamente. E il prossimo impegno dei ragazzi di Mister Napoli non è da meno probabilmente, in quanto a Misilmeri arriverà il Marsala, quindi diciamo che è un po' un tour de force quello dei ragazzi di Mister Napoli in questo inizio di campionato, gare in casa dove ad ospitare ci sono diversi top team e gare in trasferta sempre insidiose, così come quella che San Vito, quella che stiamo vivendo oggi qui al comunale del comune sanvitese. 13 sul cronometro di gara, per ora è 0-0 il punteggio, però può battere questo calcio di punizione Costantino, già fatto dalle parti destre del campo dove Vitale si propone, ha cercato a Golli ma il passaggio era impreciso e allora pallone che torna a essere del San Vito.
Sentite anche voi la passione dei ragazzi di Misil Mary che stanno cercando di dare il sostegno corretto ai propri beniamini. Siamo al 13° di gioco, appena concluso, entriamo al 14°, rilancio in avanti a cercare sempre la Vardera, può lottare Flores, infatti va a riprendersi questo pallone, bravo il numero 10 che gira poi dalle parti di Caramanno, ancora il braccetto a cercare Sanz, pallone non facilissimo da controllare per Cusumano che infatti torna di nuovo da Caramanno dopo il primo controllo. Caramanno preferisce riflettere, tornare da Di Salvo che poi aspetta un po' nel rilancio, il 12 però prova a pescare i due attaccanti, rimpallo e favorisce ancora una volta Flores che prova a parlare con il pallone, passaggio orizzontale letto però da Giallo e quindi ancora una volta può giocare senza problemi la Don Carlo. Bravo comunque Giallo a capire le intenzioni di Flores, a dire di no a questo passaggio orizzontale che poteva aprire diverse porte a Barbera. Zambito invece che viene un'altra sconfitta, occhio qua il pallone che arriva dalle parti di Rusconi, avevo 3 punti per ora in campionato, proprio qua al Comunale contro la Polvere, un momento 4-0, inizia lo shock contro il Camarat, anche per la Golli, ne parliamo dopo, quando è il numero 7, cross al centro, che colpisce la traversa, ancora traversa, incredibile! Doppia traversa di Agolli, il pallone ha preso una parabola davvero impressionante, più unica che rara. Anche Rusconi è sembrato spaesato, forse non se lo immaginava, togliamogli forse questo pallone innanzitutto andasse a colpire la traversa e poi che la ricolpisse poco dopo. Magie del vento anche copioso oggi qui a San Paolo Capo, che risente anche dalla vostra diretta. Non controlla bene qui Flores, si lamenta la Vardera, forse avrebbe preferito un passaggio più semplice da parte dei suoi difensori. Sadotti bloccato un'altra volta Bulades, ora il pallone è sempre per il 7, occhio perché si inserisce pericolosamente Mohamed Seria, che lancia lontano senza saper né leggere né scrivere Di Salvo, poi brutto scontro tra la Vardera e un giocatore avversario, dovrebbe essere Awa, prova subito a decifrare cosa è successo il direttore di gara di oggi, il signor Luigi Canicattì della sezione di Agrigento, assistenti il signor Alessandro Cottone e il signor Marcello Termini della sezione di Palè. Per ora ha dovuto intervenire poco comunque nel match il signor Canicattì, fluido, anche se le due squadre non hanno mai veramente avuto il mordente giusto, ma anche la prepotenza magari di trovarsi ad avere l'occasione giusta lì davanti al portiere avversario, a testimonianza del fatto che l'azione più pericolosa è quella di Agolli, colpiti in maniera sicuramente imprevedibile e strana la traversa 2 volte con lo stesso cross, senza che ci fosse alcuna deviazione, semplicemente il rimbalzo del pallone 2 volte a colpire la traversa. Qua invece il rilancio a cercare Barbera era davvero prelibato da parte di Sanz, però l'idea era buonissima, per poco anche l'esecuzione. Giallo fermato da Golli che si lancia in una corsa solitaria ma invana, perché questo pallone termina nuovamente fuori, nuovamente rimessa per il San Vitolo Capo. 18°, 0 pari tra la formazione di casa e la Don Carlo Misil Mary, ancora Giallo a farsi vedere tra le linee, ha provato il numero 8 che gioca la mezzala ma si alterna spesso lì a sinistra con il numero 6 Issa. E ora pallone ancora una volta per il San Vito, ancora con Sadotti che può cercare proprio il Sabasit, che ora sembra essere più avanzato con Seria che invece rincara un po' la dose. Sicuramente chi sta giocando un pochettino più arretrato
rispetto al suo solito raggio d'azione, dal regista avanzato, il numero 10 Mustaccia, che però spesso e volentieri prova questo tipo di giocate, questo tipo di partite per aprire la strada ai suoi, perché trovare lui la gioia personale. Qua ancora il San Vito a lottare duro nella metà campo avversaria. San Vito che ha segnato 4 gol in 3 gare, tutti in realtà nell'unica qui in casa contro la Folgore. In trasferta non ha mai segnato, occhio però qua il pallone è rimesso al centro, è tutto buono. Bulades praticamente fa un intervento difensivo e adesso Don Carlo può ripartire anche tentando un possibile contropiede che però si spegne subito perché il pallone è rilanciato dalla difesa, termina abbastanza fuori. Ancora San Vito. Non è rilanciato ora sempre da Aua. Poi qua la Commare, Sadotti non preciso, rischia sull'arrivo di diversi giocatori avversari. Poi Mustaccia ancora a cercare Bulades col sinistro, buona l'idea, si fa vedere anche Jalot, poi pallone per Seria che però non riesce a girarlo bene, Flores lo prende ma il suo filtrante è impreciso. 20° sul cronometro, ancora 0 pari al comunale di San Vito Lo Capo tra la formazione di Mister Colombo e quella di Mister Napoli. Oltre al tentativo velleitario di Mustaccia segnaliamo appunto quel cross stranissimo di Agolli, una parabola sicuramente da rivedere quando avremo l'opportunità al termine di questo match. Ancora Dineo, poi il controllo di Agolli non è preciso e questa è una novità, di solito Armando Agolli questi controlli qui non li sbaglia mai. Rilanciata qui ancora una volta la sfera dopo una rimessa laterale battuta da Sadotti. Ancora lui, la Commare, è buono per Bulades che aspetta, non riesce però a mandare in corsa la Commare, chiama calma il capitano del San Vito che dopo 3 gare di campionato torna a vestire la maglia bianco-blu. Don Carlo con Tommy Flores, aspetta il 10, poi preferisce appoggiare a Sanz. Ancora una volta Vitale, Sanz pressato, infatti deve giocare con il pallone verso il suo braccetto Santi Sanz, poi alla fine preferisce tornare da Di Salvo Costantino, anche se il passaggio di ritorno è l'estremo difensore che ha anche militato nella rappresentativa siciliana Under 19 nel corso degli ultimi tornei regionali. Non è sicuramente all'altezza del suo piede che spesso e volentieri col mancino tenta questi rinvii lunghi tagliati a cercare proprio le teste o meglio i piedi dei giocatori più offensivi come Barbera che adesso si avventa su questo pallone, misura ottima di Aua. La collaborazione di Aziz Touré, Kader Aziz Touré. 22esimo, siamo quasi alla metà di questo primo tempo, 0-0 ancora tra San Vito e Don Carlo Misilmeri, pallone rilanciato a cercare un'altra volta la testa di Issa Basit, finisce fuori, quindi Jalot può rimetterlo in campo quando vuole, anche se preferisce lasciare la battuta all'esterno Sadotti. Sbaglia il controllo Guaiana, Costantino, Caraman, ancora pallone di Sanz, Costantino, ma rilancio d'Italia a cercare ancora una volta la corsa di Barbera,
rimessa laterale per il San Vito, gara noiosa adesso, continua la fase di studio delle squadre, stanno applicando più di tanto il cinismo che deve contraddistinguere una squadra che punta alla vittoria. Occhio qua, ancora il pallone ripreso alla fine da Mustaccia, può farsi vedere più avanti Awa, l'idea è buona, Serie A, ancora le parti di Bulades che può rientrare, prova invece il destro in area di rigore, arriva poi in seconda battuta dall'altra parte del campo Issa, pallone però esce fuori, non c'è deviazione ovviamente, quindi calcio di rinvio per Di Salvo, o per meglio dire secondo me per Cosentino. 24esimo sul cronometro di gara, manca sempre meno alla fine del primo tempo, senza tante emozioni. Alla fine Cosentino chiede a Di Salvo di andare con il rilancio lungo, allora il suo portiere l'accontenta, pallone che però continua a muoversi, il vento fa scherzetti strani oggi sia a San Vito che a Don Carlo, si era prevista pioggia oggi qua a San Vito Lo Capo per questo orario, tempo clemente ma vento non tanto, con i protagonisti in campo e anche con noi fuori. Occhio ancora a Lavardera a farsi vedere, non è facile però per Lavardera trovare spazio all'interno della difesa così fisica e ben strutturata come quella del San Vito, che ha subito un'imbarcata solamente contro il Camarat quest'anno la prima stagionale, poi comunque senza gol subiti qui in casa contro la Folgore, uno solo subito qua da Ba alla fine del primo turno di Coppa contro il Castellammare all'andata. Comunque che sa quello che fa, occhio qua a Mineo che aveva perso palla, era caduto per Canicattini, non c'era niente, poi ancora una volta Mineo va a spingere Bulades, stavolta è fallo per il direttore di gara Agrigentino, palla per il numero 5 Awa, chiama a raccolta i suoi e il pallone infatti va lontanissimo a cercare qualcuno tra Serie A e Guaiana. Ancora Flores, fermato il numero 10 che però poi riesce a riprendersi palla, Golli non controlla bene, riesce comunque a riciclare questo possesso sulla fascia destra, cross che arriva al centro, stavolta Rusconi non deve avere paura e questo pallone incredibilmente torna in campo perché è chiaramente rimessa dal fondo, sballato il tentativo di Barbera. San Vito che sta ancora una volta giostrando questo pallone, va al rilancio lungo a cercare un'altra volta uno dei suoi attaccanti, trova invece Vitale a vuoto Cusumano, in questo caso lotta con Bulades, alla fine è Sanz a gestire il pallone e poi Flores, il tango argentino a centrocampo del Missili Neri. Sempre Vitale che è tornato lì a destra, prova a cercare avanti Barbera, anticipato però nettamente da Mustaccia a cercare lontano Guaiana che non va a attaccare questo pallone, poi Mineo si allunga la palla, poi Guaiana a trovare Bulades che si autoimmette in corsa, ancora Bulades, la giocata col sinistro a cercare un'altra volta Guaiana, poi nuovo, vecchio, storico capitano del San Vito, tornato come dicevo in settimana dopo l'avventura brevissima a Marsala. L'amore per San Vito si è fatto troppo forte per Roberto Paolo Bulades. 28 sul cronometro di gara, Don Carlo ancora a secco in casa del San Vito Lo Capo, va al rilancio Di Salvo a cercare i suoi attaccanti, a gol, stacca la marcatura ma il campo finisce e allora pallone un'altra volta per il San Vito. 28esimo in corso, guadagna qualche metro Sadotti nella battuta di questa rimessa laterale, si propone Guaiana, va bene il numero 9 anche se viene fermato successivamente da Golli,
pallone ancora per Guaiana, impreciso il passaggio al centro, spunta comunque Aguà che riesce a dare nuova linfa a questa azione con Bulades che però si accontenta di indietreggiare, tornare da là con mare, poi il rischio di Mustaccia, l'ultimo uomo praticamente, serve alla sua sinistra Aziz Touré, si è proposta avanti a Aguà che adesso torna mesto nella sua metà campo ma continua a tentare di varcare la linea centrocampo, vuole farsi vedere anche avanti Emanuele Aguà, come dicevo 4 gol per lui l'anno scorso, occhio ancora al numero 5, va alle parti di Bulades, ancora Aguà, si propone a destra, a corsa a polmoni, ha anche un piede per mettere questo pallone al centro, la riprende facilmente Di Salvo che poi prova a correre, andare da Golli, ancora il numero 7 a Golli a cercare sempre la Bardera che riesce a girarsi, a Golli poi non riesce a mantenere questo pallone, lotta ancora la Bardera, forse trattenuto, togliamo il forse da Jalò ma non c'è niente per il direttore di gara, può correre quindi da quella parte di campo un'altra volta Issa Basit, sempre il numero 6 che però incespica sul pallone, lotta ancora Issa e poi preferisce tornare dalle parti di Jalò. Bulades, Mustaccia, centrocampo ricco di talento quello del San Vito, 30° in corso, ancora 0 pari la sfida, prova ancora formazione di casa lì a sinistra, preferisce però tornare dietro eccessivamente Sadotti dopo che è stato fermato da un giocatore avversario, ancora San Vito, ancora con lo scambio, l'1-2 tra Bulades e Guaiana, alla fine il numero 7 deve commettere fallo per fermare uno scattante Sanz, calcio di punizione, 0-0 ancora tra San Vito e Don Carlo. La Don Carlo, pallone rilanciato in avanti a cercare ancora una volta gli effettivi offensivi. Mineo lotta su questo pallone, la giocata di Mineo che è tornato a destra, vediamo se è semplicemente un motivo di locazione in questa azione oppure se Mineo continuerà ad alternarsi con Agolli lì a destra. Sicuramente Flores non sta giocando da trequartista bensì da mezzala, però ovviamente licenziata a far male in fase offensiva, così come ha fatto bene l'altra trasferta stagionale in campionato per la Don Carlo, ovvero contro l'Accademia. Occhio qua il Sabasit che prova a partire in questa corsa sulla fascia mancina, c'è però qualcosa da segnalare per il signor Canicatti, palla per la Don Carlo. Con le mani può andare Vitale, lancio a cercare Mineo anticipato, poi Vitale a lottare su questo pallone, si lamenta Vitale dopo il contrasto con un altro giocatore del San Vito. 32° in corso, andare ancora una volta a Don Carlo, ancora con Barbera, passaggio impreciso per Agolli che aveva provato a giocare di sovrapposizione di corsa per superare Sadotti, che però sta contenendo comunque degnamente. Pallone per Flores, chiamato, invocato al tiro, invece trova un passaggio illuminante per Cusumano che la rimette al centro, ancora la testa di La Barbera, 32, occasione per la Don Carlo. Rusconi per Aziz Touré, ancora Aouar a cercare largo a destra, sempre Bulades che col suo piedino prova a cercare e trova Guaiana, lotta con lui Costantino, grande sfida, qua Guaiana prova a mettersi davanti, non c'è nulla però da segnalare per il signor Canicatti, bravo Costantino, lui che nella stagione 07-08 era
delegato con la prima squadra del Palermo. Esordi in Serie A contro il Napoli, esordio anche in Coppa UEFA contro il Fenerbahce. Sicuramente un curriculum importante per Costantino, che poi ha speso la sua carriera tra B, C e adesso anche le serie regionali. Pallone di Caramanno, nuovo compagno di reparto di Costantino, uno dei pochi confermati comunque alla squadra di Mister Napoli nel corso dell'estate, con lui sicuramente di salvo. Poi per il resto tanti volti nuovi, tra cui proprio Flores che batterà questa punizione anche se la lascia al capitano Costantino. Vitale, 34 sul cronometro, ancora Vitale, può andare lontano a cercare la corsa di Agolli, sempre Agolli contro Sadotti, un duello ormai che stiamo raccontando dall'inizio gara. Bravo Sadotti a fermare Agolli, l'esterno originario di Pace del Mella, ex Marsala e Milazzo, presso a Don Carlo, sicuramente un curriculum importante per la categoria. Rilancio in avanti dopo il calcio di punizione per il San Vito. Continua ad essere dei padroni di casa il pallone, che nel frattempo è terminato sul fondo laterale del campo. Ancora Sadotti con il pallone tra le mani, chiama a sé Jalò, poi preferisce servire più vicino Mustaccia. Ancora Sadotti, Jalò, può lottare Jalò. Adesso occhio alla corsa di Sabasit, la sinistra, entra in area il 6, ancora il Sa, pallone rimpallato, esce bene Costantino ad avere l'ultima parola qui da Don Carlo, non con Costantino bensì con Caramanno. Cambia poco, l'importante è che il pallone sia uscito per Mister Napoli, per invece il San Vito questo pallone deve essere di nuovo rimesso in aria. La corsa di Sabasit può essere un fattore lì a sinistra. Adesso però occhio un'altra volta a questo rilancio con le mani. Ha battuto Sadotti, sbaglia però il San Vito, può ripartire in contropiede da Don Carlo. Occhio alla corsa qui di Barbera, che poi spinge quasi come segno di frustrazione il suo avversario, che gli ha tagliato la strada. A terra il giocatore San Vito coinvolto in questo scontro con Barbera. Si tratta del numero 4 Kader Aziz Touré, come dicevo ex Folgore Castelvetrano, anche lui avvezza al gol nel corso della passata stagione, così come il suo compagno di reparto a UA, quindi una difesa che può garantire qualche rete, qualche bonus per il San Vito. Sadotti, ancora Jalò, fermato il numero 8 da Golli che riprende palla, e quindi Flores deve fare gli straordinari per mantenere il possesso e commette fallo. Impreciso il passaggio di Agolli, si prende questo calcio di punizione Mohamed Seria, che adesso torna a calcare le parti più avanzate del campo, lui che fa coppia fissa con Guaiana davanti e Mustaccia un po' più abbassato. Flores, non era facile controllare questo pallone, poi Sanz dalle parti di Agolli, ancora una volta Sadotti, poi tocca di nuovo il Sabasit, Mustaccia, sempre Sadotti col sinistro lontano, il numero 3 fermato però qui alla chiusura della Don Carlo. Ancora Flores, deve controllare, può aspettare, alla fine gira, un'altra volta triangolo che si chiude e può anche andare, cambiare campo da Don Carlo, impreciso per il passaggio di Sanz. La percusa umano e comunque ritorna bene sul pallone, rientra con i tempi giusti, frega Bulades. 38esimo, reti ancora bianche al comunale di San Vito. Può girare il pallone da Don Carlo ancora con i suoi braccetti di difesa, e anche impreciso però di Caramanno, e quindi può andare ancora una volta la formazione di casa. Non arriva a controllare bene qui la Commare, quindi il pallone termina fuori, rimessa laterale vicino alla linea di centrocampo per la Don Carlo.
Pallone per i biancorossi, ancora con Caramanno che può andare con le mani molto lungo in due a fermare Barbera, poi spunta Cosentino, si propone anche il capitano, va la Barbera, parti destro del campo dove trova Golli che può rientrare, ancora Golli, le sterzate, scivola Armando Golli, rimane a terra anche Dorante. Golli, occhio alle condizioni del numero 7 che tocca, credo, il polso paradossalmente, non la gamba, forse è il modo di cadere, si è fatto male o alla zona appunto del polso oppure peggio alla caviglia. È richiamato in campo lo staff della Don Carlo perché è rimasta a terra Golli ed è una notizia sicuramente non tra le migliori, anzi per il Mister Napoli si tocca il polso a Golli, come se cadendo avesse poggiato prima l'arco superiore, quindi fa abbastanza male quando questo capita. 39esimo che si è appena chiuso, San Vito 0, Don Carlo 0 qui al comunale di San Vito Lo Capo. Pallone ancora per la formazione di casa dopo l'errore di Agolli che aveva provato una prima sterzata, lei è riuscita, ha provato una seconda, ha voluto troppo, ha masticato il pallone con i tacchetti ed è scivolato ed anche male, infatti momentaneamente è fuori al campo. Va forte Sanz sul suo avversario, la Commare ancora può cambiare campo, tornare all'alto terzino che è Sadotti. Trovato poi un clinic complicato Bulades che adesso gioca a sinistra vicino alle panchine, magari vuole cambiare fascia per vedere se lì trova terreni più fertili. Occhio però a Guaiana che si scorda il pallone, potrebbe essere una grande occasione. Allontana Don Carlo, pallone per la Matera che lotta, ritorna dalle sue parti del campo, nella sua di rigore, riesce comunque a trovare Cosentino e con il destro va a cercare, va a trovare soprattutto Cusumari. Ancora lui gira bene dalle parti di Lavardera che è rimasto basso, poi Sanz, Flores arpiona questo pallone e poi con l'esterno sinistro ha provato a cercare la corsa di Vitale che non è bravo nel controllo, deve tornare ora dalle parti di Guaiana perché il numero 9 avversario prova le giocate a liberarsi. Sadotti, Jalò, si propone anche il terzino, fermato Guaiana da Flores, palla anche per il San Vito e comunque sta facendo una partita di classe, di spinta e soprattutto di cuore qui in casa davanti ai suoi tifosi, così come ha fatto anche 14 giorni fa contro la Folgore Castelvetrano. 4-0 netto, unica vittoria stagionale al momento per i biancoazzurri oggi con questa tenuta bianca con inserti blu. Non è che arriva dal centro, fermato però da Cosentino, trama del San Vito che si chiude, occhio a quella del Don Carlo Misilmeri che può aprirsi adesso con il tentativo di testa di Lavardera, stavolta Flores scambia con Lavardera, il campo però finisce, torna all'est del San Vito il pallone. 42esimo, faccio sentire anche un pochettino i tifosi, gli ultras di Misilmeri che sono arrivati fino a qui, fino a San Vito per sostenere la formazione di Mister Napoli, così come fanno sempre in ogni trasferta con un gruppo cospicuo anche di elementi. Non è ancora per il San Vito, ancora per i bianco-blu. Vince il rimpallo di Bulades e poi però viene fermato, allora può ripartire da Don Carlo ma solamente per un attimo perché la Bardera viene chiuso da Ua. Corre però la formazione di Mister Napoli, controlla
palla Flores, ha provato a cercare nuovamente il suo numero 9, viene però fermato. 0-0 ancora tra San Vito e Don Carlo. Perde palla la Vardera, ma su di lui viene commesso fallo. Calcio di punizione quindi. Poche emozioni sicuramente in questo primo tempo, però occhio perché da una palla del genere tagliata può nascere la qualsiasi, soprattutto se a battere il calcio di punizione è Thomas Flores. Si è presentato nell'ultima trasferta di campionato nella maniera migliore possibile, con un gol e un assist. (44esimo), San Vito 0, Don Carlo 0. Il compito di modificare il parziale di questo primo tempo spetterà adesso a Tommy Flores. 2 palloni in campo, si arrabbia anche Flores, altissima la linea del San Vito. Fischia ora Canicatti, sinistro, una palla tagliato, arriva il rigore, la prende però senza problemi Rusconi, sicuro nella presa, e poi aspetta riferimenti, trova a destra la corsa di Lacommare che prova a immettersi in una velocità personale che non è per nulla male, ancora la Serie A, in mezzo a 3 maglie bianco-rosse, preferisce poi ritornare da UA. Mohamed Serie A, ancora invece a UA all'altra parte del campo, riprende palla però a Don Carlo e può ripartire con il tentativo di Barbera che viene colpito, ma non c'è fallo per il signor Canicatti. Ultimi secondi di questo primo tempo, poi sarà recupero. Non c'è neanche tanto da recuperare, forse un minuto per via dell'infortunio da Gogli e qualche altra breve interruzione. Riprende palla proprio Guaiana, fallo, c'è anche il recupero combinato dal signor Canicatti, dovrebbe essere un minuto. Allora, solamente qualche secondo da vivere in questo primo tempo prima di andarci a prendere qualcosa, che poi sarà anche a discrezione di chi è qui a San Vito. Magari chi sente particolarmente freddo, questo venticello continuo, magari qualcosa di caldo, chi invece è accaldato dal sole cocente che qua a San Vito è una caratteristica, magari sceglierà qualcosa di freddo. Intanto bisogna capire chi sceglierà Mister Colombo, proprio la squadra, chi si autosceglierà per battere questa rimessa che diventerà subito punizione. C'è Serie A, c'è anche Guaiana, va proprio il 9, pallone che termina fuori, non c'è deviazione, indica l'area piccola il signor Canicatti perché è rimessa dal fondo, fuori misura il tentativo di Guaiana. Da lì però ci sta un destro, deve andare sul palo alla destra del portiere, invece Guaiana ha preferito forse cercare l'incrocio con il palo più lontano rispetto alla sua posizione. Quando è di salvo è terminato il minuto in più che aveva assegnato il signor Canicatti, forse si va fino al 47 tanto per recuperare quello che si è perso, per battere questo calcio di punizione, e ci prova quindi a Golli a sfruttare il tempo a sua disposizione, anche se la capocciata con la fronte non è delle migliori, come si perde da un portiere all'altro, a risalvo con velocità nel tocco di Agolli. Il pallone arriva a Rusconi che adesso batterà questa rimessa con i piedi e credo su questo tentativo del suo portiere il San Vito chiuderà la prima frazione con il possesso. Allontano Rusconi e infatti termina qui la prima frazione 0-0 ancora tra San Vito e Don Carlo, poche emozioni, tutto rimandato alla ripresa. A tra poco.
torna ancora una volta a Palermo è la conferma che il grande sport ormai ha scelto questa città. È la conferma di una città viva, di una città che, come ripeto frequentemente, è una città in cammino, perché non posso dire che sia una città compiuta, dove tutto è avvenuto, ma è una città che cerca di andare progressivamente incontro al suo miglioramento. Dobbiamo crederci tutti e dobbiamo lavorare tutti perché questo possa avvenire. È chiaro che molto resta da fare, ma alcuni segnali sono fondamentali, sono importanti. La valorizzazione dello sport e l'incremento dei flussi turistici anche legati allo sport, e Dominate the Water è certamente uno di questi eventi, costituiscono gradini promettenti per salire la scala della credibilità della città e del suo successo. Ecco perché abbiamo voluto ripetere questa esperienza e vedo con piacere che una così folta e gioiosa partecipazione è il più bel premio non solo per gli organizzatori ma anche per la città che ne ha sostenuto l'organizzazione. Ecco, Palermo più in generale come città si sta riprendendo i suoi spazi sportivi, perché oggi per esempio si torna a giocare a calcio al velodromo, lo stadio a breve sarà oggetto di lavori in vista anche degli europei, insomma possiamo dire che Palermo è sempre più a misura di sportivo e di società sportive. Beh, vorrei dire alla faccia dei menagrami e delle prefiche cantatrici di sventura che cercano sempre di omettere di dire ciò che compatibilmente con ciò che è disponibile si sta facendo, e non è poco. Restituire gli impianti sportivi ai palermitani era un impegno di questa amministrazione e questa amministrazione lo sta mantenendo. Oggi si torna a giocare gare ufficiali di calcio al velodromo. Abbiamo già presentato in UEFA la documentazione per la valorizzazione dello stadio della Favorita. Siamo alle soglie dell'approvazione della convenzione per lo stesso stadio. Entro il primo trimestre del 2026 ci saranno consegnate parte della piscina olimpionica, il rifatto il palazzetto dello sport e il diamante. Un'altra piscina è in costruzione. Ecco, io non credo che sia né poco né male. Abbiamo riavvicinato i palermitani allo sport e, come ci fa vedere questo evento, lo sport poi si può realizzare anche in tanti altri luoghi che allo sport si prestano. Il nostro mare, che è straordinario anche al limite della stagione estiva. Sì, siamo contenti, iniziare col piede giusto è importante, la prima in casa, il ritorno in eccellenza dopo tanti anni, quindi siamo veramente molto contenti. Poi è venuta fuori la partita che pensavamo, di là c'era una squadra molto fisica, tosta, di gamba, hai fatto la giusta analisi. Nel primo tempo probabilmente eravamo anche un po' contratti, non riuscivamo a trovare le nostre trame, non ci smarcavamo bene fra le linee. Poi nel secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa e devo dire che i ragazzi hanno creato tanto. E sai, il rammarico è stato quello di averla tenuta aperta fino alla fine, perché poi quando sprechi 2 o 3 occasioni così come le abbiamo avute ci può essere sempre, diciamo, l'errore finale, ma fortunatamente i ragazzi sono stati bravi, abbiamo tenuto botta fino alla fine e quindi dai, siamo contenti perché partiamo col piede giusto per questo campionato e mettiamo un piccolo mattoncino per quello che è il nostro obiettivo. Adesso la squadra è attesa da un'importante sfida la prossima settimana, però questa partita, questi 3 punti danno morale anche per il proseguo del campionato. Sì, vabbè, sicuramente, come dicevo all'inizio, partire bene è importante per tanti aspetti, non meno chiaramente quello psicologico, per cui affronteremo la settimana col solito piglio di chi vuole sempre lavorare per migliorare. Chiaramente domenica si andrà in casa di quella che a detta di tutti è la grande favorita in questo torneo, ma noi porteremo le nostre conoscenze senza alcun timore, cercando di fare la nostra partita e perché no, cercando di portare il risultato a casa pure.
Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la prima storica apparizione del Palermo Futsal Club nel campionato di Serie C1 e il destino ha voluto che la prima avversaria fosse il Palermo Calcio a 5. Manca Fiorentino, manca Gennaro, manca soprattutto Lorenzo Chinnici, che lo vediamo qui nei spogliatoi, qui nel pubblico. Intanto inizia anche il match con il primo pallone toccato da Sujon, Corsino e ancora Sujon. Davi punta la porta, Davi raccampo. Palla rimane lì, poi Romano la sblocca e fa 1-0. Care con Sujon che ne ha due, si libera dentro e poi Bonanno. Qui non è perfetto Corsino. Risultanza 0-2. Molto largo, no, cosa fa? Scarica sulla Fiora e qui stava per regalare uno dei suoi gol capitano La Fiora. Sujon, uno schema probabilmente, infatti La Fiora, palla, La Fiora, gol e la palla qui sembrava nettamente in porta. Rosso apre per Orlando, 0-3. Davi uno schema per Torci via, raccampo, la vedi all'ultimo, mette il piedone, è una sua giocata, palla rientra, può calciare fuori. Poi Lucchese, Torce via, aveva trovato la porta. Bongiovanni, qui va a sradicare il capitano avversario. Bongiovanni, pala. Bonanno lo serve adesso. Bonanno, raccampo. Cignani per dichiaramente dentro La Fiora, pala ancora. Lopez si lotta ancora, la meglio Romano che ne esce in grande stile, palla dentro, Torci via. Gol la nuova maglia per Marco Torci via. Questa versione da pivot dichiaramente di La Fiora, poi pala ancora. Poi voglio soltanto fare una cosa, calciare, e invece no. Con il tiro che viene ribattuto, Bonanno va quasi preso l'incrocio, ma Lucchese, bella giocata, Lucchese, pala ancora. Cignani, bel recupero palla, Cignani allarga, La Fiora, pala ancora. Miranda, dribbling su Lucchese, che passa, Miranda! E poi Orlando, 4-5. Romano, contropiede, Russo, Bongiovanni va a contrastarlo, Russo! Palla su Bongiovanni, Bongiovanni stretta con la faccia! La sentenza solitamente va, Torce via, San Martino, fa una grande parata. Contropiede, Miranda, ha ancora la forza per mettere dentro, per il gol di Anania, che esulta, e fa 0-6. Poi Corsino gliela va a rubare, ma poi un rimpallo favorisce ancora Anania, ne fa 2. Russo con qualità e poi finisce qui la partita. Termina con il risultato di 0-7, la prima storica partita del Palermo Futsal Club nel derby contro i cugini del Palermo Calcio a 5. L'approccio alla gara era positivo ed è rimasto positivo. Come tu ben dici, dobbiamo limare qualcosa e sbracciarci perché il Licata è stato devastante. L'avevo definita come la favorita per il campionato e così è stato. È stata una partita giocata sui duelli e i duelli hanno dato ragione al reparto offensivo del Licata. Ringraziamo i tifosi che comunque hanno cantato fino alla fine, speriamo ci supportino sempre, hanno onorato il nostro impegno, però da parte nostra sappiamo che dobbiamo ripagarli in tutti i modi. Settimana prossima si riparte vogliosi e volendo dimostrare che è stato un blackout, che il nostro campionato non passa da queste partite perché il Licata non è alla nostra altezza, ma dobbiamo appunto certificare che il Licata non è alla nostra altezza, ma ce la giochiamo con quelle che sono al nostro pari livello. Con lo scossone societario che è avvenuto, molti ragazzi si conoscono da poco tempo, da una decina di giorni, e come tu ben sai, quando operi soprattutto nel mercato estero rischi che arriva qualche ragazzo in deficit di preparazione fisica, quindi aspettiamo anche che questi ultimi si mettano al passo degli altri. La prossima partita non posso che essere fiducioso, possiamo andare soltanto a migliorare, perché come si dice, dopo che tocchi il fondo puoi soltanto
risalire, ma dobbiamo dare una pronta risposta soprattutto ai nostri tifosi. Stanno per riprendere le operazioni qui al campo comunale di San Vito Lo Capo, dove si sta giocando la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A tra San Vito Lo Capo e Don Carlo Misilmeri. Dovrebbero essere rimasti gli stessi, gli 11 di ripartenza sia per il San Vito sia per la Don Carlo che adesso attaccherà la sinistra verso destra il vostro schermo con il completo bianco-rosso classico in porta di salvo, poi Vitale, Costantino e Caramanno in difesa, a gol di Sanz, Cusumano, Mineo e Flores a centrocampo, ordine sparso, anche se Flores deve fare più centrale, poi gli altri diciamo che variano molto. Da Bardera e Barbera sono due attaccanti di riferimento. Qua proprio primo possesso offensivo per la Don Carlo in questa ripresa, ci ha provato a mettere questo pallone al centro, la formazione ospite. San Vito invece riparte con Rusconi in porta, poi la Commare e Sadotti sulle fasce, con quest'altro pallone rimesso al centro, lo stacco tentato da Barbera, nulla
nulla da segnalare però per il direttore di gara, se non rimessa al fondo per Rusconi, che diceva appunto il portiere odierno del San Vito, così come la Colmare il pezzo destro e Salotti e il sinistro, Awa e Turei centrali, centrocampo composto da Mulales, Jalò, Mustaccia e il numero 6 Basit, che adesso va a correre proprio a cercare di sradicare questo pallone all'avversario, ce la fa ma il campo finisce. La corsa di Basit è sicuramente una delle sue principali qualità. Per chiudere l'11 titolare del San Vito andiamo con l'attacco composto da Guaiana e Serie A. 46 e 36 sul cronometro di gara, andare lancio lungo, adesso Vitale a cercare la corsa col tacco, addirittura ha tentato Barbera di mettere in movimento il suo compagno di reparto Lavardera. Adesso la palla è buona per il San Vito che gioca con Giallo, Sadotti a cercare lì a destra largo la Commare, lo aiuta Basit, la lotta però non favorisce nessuno se non in questo rilancio per la Don Carlo, in 3 addirittura il San Vito, ma Sadotti non è preciso nel rinvio con la testa, di gran carriera allora può andare la Don Carlo ancora con Flores lì largo a sinistra, fermato Flores, mantiene il possesso in un primo momento il San Vito, poi ancora l'Argentino a lottare, tanta confusione, alla fine c'è fallo commesso ai danni di Jalò da parte di un giocatore biancorosso, è rimasta a terra nel frattempo anche la Commare in area di rigore, nella sua area di rigore, anzi vicino alla sua area di rigore, 48esimo in corso. Poche emozioni nel primo tempo, magari registriamo un tiro di Mustaccia e una traversa incredibile colpita da Golli su un tentativo di cross, il pallone ha colpito una volta la traversa, ha rimbalzato ed ha colpito nuovamente la traversa per poi terminare fuori. Una situazione comica quasi, potremmo dire, con la palla che non ha un po' voluto sapere niente di entrare, o quantomeno di rientrare in campo. 49esimo, occhio adesso al pallone ancora per l'inserimento di Guaiana, finisce però senza nulla di fatto anche questa occasione potenziale, ma che rimane molto potenziale, molto virtuale per il San Vito. San Vito che ricordiamo è a 3 punti in classifica su 9 disponibili, Don Carlo invece che è ancora in battuta ma a 5 punti su 9 in quanto porta a casa dei pareggi. Adesso alto questo piede di Mustaccia e ferma il gioco insieme ai Gatti, anche perché era rimasto a terra Aziz Touré dopo uno scontro anche abbastanza dolorante. Cadere Aziz Touré colpito al volto, poi è rimasto a terra dolorante. 49esimo in corso che si è chiuso, si rialza ora il numero 4 e vuole delle spiegazioni al signor Canicattì, perché avrebbe voluto che il fallo fischiato fosse quello a suo favore. Ed era Aziz Touré, primavera di Ternana Napoli, un curriculum degno di nota e soprattutto ex della gara. Occhio però, il pallone già battuto da Costantino, ma il signor Canicattì vuole un po' più di ordine, vuole fischiare lui, lo fa adesso, e quindi pallone che gira dall'altra parte del campo dove c'è Tommy Flores, col sinistro prova a rimettere in area di rigore la sfera, seppur per vie decentrate. Poi San Vito prova a tentare l'uscita, ma è complicato anche solo pensare di fare male a Don Carlo senza una schematizzazione corretta e completa della propria manovra offensiva. Ora il rilancio per Agoli che di testa fa la sponda a cercare l'inserimento di Barbera. Rusconi la fa sua e senza particolari problemi chiama i suoi a rapporto, conta il tempo il signor Canicattì. Occhio agli 8 secondi che sono la nuova regola inserita dalla FIFA nel corso di questa stagione. Poi ancora Flores gira e sentivo non bene questo passaggio di Vitale a cercare Agolli. Ancora per Jalò, controlla il numero 8, sempre Jalò, colpito da Golli, tutto sul pallone, può correre quindi Barbera, anche se il 17 dice
fermatevi. A gol di dolorante, soprattutto è rimasto a terra Jalot. Qualche problema a segnare sicuramente là il San Vito fuori casa, non ha mai trovato la via del gol. Nella gara contro il Castellammare qui al Comunale ha perso grazie alla rete del solito Malik Ba senza segnarne neanche una. Contro la Folgore una piacevole eccezione che però rimane l'unica in stagione, 4 reti di cui 3 segnate da un rientrante qui a San Vito, Salvo Guagliana, che si è preso l'applauso, la standing ovation del suo pubblico nel corso della gara, dedicata alla piccola figlia che ha compiuto proprio un anno in occasione della gara dove il papà ha devastato la Folgore del Castelvetrano nel derby, segnando la tripletta e indirizzando in meglio già nei primi minuti di gara. 52esimo che si è concluso, ancora pallone per la Don Carlo, si avvicina a Golli la battuta. Può giocare con particolare calma Sanz, poi Vitale, la corsa di Mineo, interessante il numero 4 qui che prova a entrare in aria, ce la fa, ancora Mineo, pallone al centro, fermato, Barbera vorrebbe anche un tocco con il braccio, non c'è nulla per il signor Canicattì, e adesso prova a reagire il San Vito con Pulades, non è male, possibile contropiede, ancora Serie A, quando è il numero 11 fermato dalla chiusura prima di Sanz, poi di Vitale, poi non è precisa Don Carlo, lotta ancora una volta Vitale, l'ultimo tocco è suo, rimessa per il San Vito con Serie A che si è ripreso dopo l'errore in fase di controllo. Nel frattempo a terra ancora una volta Jalot, forse i postumi del contrasto di poco fa con Agolli. Fatto sta che il numero 8 non riesce a continuare in maniera pulita la gara senza provare dolore, allora viene chiamata l'attenzione della panchina del San Vito. Rialza Jalot, tutto ok, può battere quindi il San Vito. Pulades lascia la battuta a Sadotti. Ancora Sadotti, fermato da Mineo, quindi a Golli. La giocata del 7 per liberarsi, ma poi il filtrante è errato, la riprende Touré. La Commare, ancora dalle parti di Issa, che non riesce però a farsi vedere, sempre Touré, un baluardo, oggi il numero 4, però occhio perché qua sbagliare un'uscita significa regalare queste occasioni alla Don Carlo. Ancora con Agolli, largo a destra, cross al centro di Agolli, pallone buono per Mineo, anticipato e può ripartire un'altra volta Pulades, impreciso qui Vitale. Allora occhio a Sanz, però con calma olimpica gestisce perfettamente questo pallone, lo rimette sui piedi di Vitale che poi però col sinistro non è preciso. Ancora Issa a lottare a destra, fermato però Issa Basit a sua volta commette il fallo, il numero 6 Sanvitese si lamenta, l'esterno dei padroni di casa, ci sta però il fallo. Adesso cambio credo per il San Vito, forse esce il Jalot, aveva già qualche problema. E infatti esce Jalot, siamo al 55esimo, fuori Jalot ed entra al suo posto il numero 19 Peppe Tarantino.
rimessa con le mani, era calcio di punizione, non aveva capito la difesa del Misil Meri, che adesso potrà andare con la battuta con il sinistro di Karaman a cercare un'altra volta largo a sinistra Cusumano. Propone Flores, il pallone per lui, controllo dell'argentino, ancora delle parti di Cusumano che entra in area, cross al centro a cercare un'altra volta la testa di Agolli, tutti a vuoto, può andare lontano, quindi il San Vito. Guaiana a lottare con Costantino, il capitano della Don Carlo non fa complimenti, spazza lontano questo pallone che adesso è reperibile per le mani di Sadotti. C'è un altro pallone in campo, lo mette fuori Vitale a telecamere lontane, noi però inquadriamo Sadotti che andrà a battere questa rimessa con le mani, a cercare un'altra volta il primo controllo di questa partita da parte del numero 19 Tarantino. Largo a destra, nel frattempo gioca ancora il San Vito con il tunnel, qua un'altra volta di Issa, molto bravo nello stretch del numero 6, non solo in velocità, però alla fine il tunnel è fine a se stesso, soprattutto perché non ha portato anche solo al concepimento di un'azione pericolosa. Un po' un tema questo nel corso di questa partita, complicato per le squadre creare qualcosa di pericoloso. Ci prova adesso un'altra volta Issa, grande presenza fisica la sua, prova a entrare in aria, non ha male l'idea di rimpalli e di cuore. Issa era arrivato in area di rigore, poi ancora Awa. Bulades lotta assieme al suo numero 5, alla fine il pallone però è per Don Carlo che può andare lontano a cercare la corsa di Lavardera, in mezzo a due, il numero 9 aspetta, ancora Lavardera, si gira ma col destro, allora nel parcheggio, e sentite anche voi quello che pensano i tifosi del Misil Meri. 58esimo, occasione per Lavardera. Ancora ricerca del primo gol con la maglia del Misil Meri, Lavardera in campionato. Lui ex Castelbuono, super giovane, nel calcio di Ciglia, l'occasionissima con il Cosenza. Occhio però al San Vito, ancora con Issa che praticamente su ogni pallone, ma può andare a Golli, la corsa del 7, la corsa di Agolli, ancora sulla fascia destra, insiste Agolli, viene fermato però alla chiusura doppia di un bastione di giocatori del San Vito che sono andati subito a coprire sulla personale iniziativa del numero 7 biancorosso, che adesso va al rilancio con le mani a cercare qualcuno in aria, spunta Vitale anticipato di netto e allora può ripartire il San Vito. Guaiana però aspetta, non ci sono tante soluzioni, può andare adesso il numero 9, cambia gioco e trova sempre Issa, si propone in Serie A, larga a destra, il passaggio di Issa però non è preciso, la ferma senza problemi Cusumano che poi si allunga un pochettino, va adesso al rilancio, lottano ancora Awa e Cusumano, se ne va il San Vito sempre con i suoi effettivi, sempre con Issa che può correre, non si è fermato a sua volta, latita un po' in fase di passaggio Issa, è uno che vuole fare tutto da solo evidentemente, poi c'è un giallo, all'indirizzo credo di Lacommare, commesso fallo, si è originato il vantaggio, allora calcio di punizione alla 60esima, monito con mano. Prende palla adesso una volta Mineo, lotta Sanza a cercare ancora gli attaccanti nella parte più offensiva del campo per la Don Carlo, anche se viene fermato Mineo, può andare senza problemi. Qui è Guaiana, qui Bulades ha cercato credo la porta, vedendo che Di Salvo era leggermente fuori dai pali, ci vuole ben altro per sorprendere il giovane ma rampante portiere della Don Carlo. Ora di gioco appena passata,
palla sempre per il numero 12 che non va bene, però al rilancio, tagliato con suo sinistro, sa essere un'arma ma a doppio taglio. Adesso occhio sempre alla Don Carlo, sempre con la Barbera, lotta anche Barbera, poi viene messo fuori da Awa, colpita al volto Barbera, si lamenta, ma non c'è nulla da segnalare per il signor Canicanti, che però vuole andare a controllare le condizioni del numero 17 ospite. 62esimo, San 0, Don Carlo 0, ancora non ha trovato la rete che stappa la partita nessuna delle due squadre. Si propone adesso in aria Caramanno, batterà Cusumano con le mani, rimessa che arriva nel rigore, tutto è vuoto, può lottare Barbera, ancora Flores ricicla questo pallone per Cusumano, per rimettere al centro Flores, le giocate, ancora il 10 non riesce a mettere al centro questo pallone, alla fine si accontenta del corner, rumoreggia anche il pubblico ospite, voleva subito questo cross messo al centro dal suo numero 10 che adesso lascia la battuta a Sanz. La qualità è la stessa, la provenienza anche, può andare Sanz col destro che va a rientrare, a cercare la testa, sempre la Barbera che diventa l'uomo più pericoloso della Don Carlo in questo secondo tempo, ma non basta essere pericolosi, bisogna anche essere cinici, bisogna anche essere compatti e concentrati quando si tratta di andare a fare male alla squadra avversaria. Nel frattempo c'è un altro cambio per il San Vito, dentro il numero 16 Ramallo, Agustin Ramallo, fuori Serie A. Chi lo sa, magari questo cambio permetterà a qualcuno dei suoi compagni di permettersi di andare un po' più avanzati, perché Serie A stava giocando da punta a sostegno di Guaiana, mentre Ramallo è più un difensore, anzi è tutti gli effetti un difensore, spesso e volentieri è andato a trovare il gol nel corso delle ultime stagioni, però lo conosciamo più per le sue qualità in fase di chiusura che in fase di finalizzazione. Lui che ha giocato a Reggio Calabria e poi a Casteltermini, 2 gol con la maglia del San Vito nel corso delle ultime 2 stagioni. Pallone che si prende nel frattempo nei meandri del campo comunale della famosa cittadina trapanese, meta di diverse famiglie, diversi gruppi di amici nel corso dell'estate, non solo, anche in questo periodo è ancora molto trafficata, ancora molto gettonata. Adesso occhio al pallone, mi rimette in mezzo il San Vito, grande palla questa, a cercare la corsa di Issa, larga a sinistra, ancora Issa, fermato da Costantino, pallone che termina nel parcheggio del campo comunale. Forse si è allargato un po' troppo con questo pallone Issa, controllo che era a seguire, sì, ma poteva essere gestito meglio questo possesso da parte del numero 6 della formazione sanvitese. Pallone buono per il San Vito, ancora con Sadotti, largo a sinistra, può andare il numero 3, fermato però senza problemi da Sanz che adesso prova a gestire questo possesso. Ancora la Barbera, pallone per Mineo che controlla male, lotta con l'altro numero 4, il rimpallo alla fine però favorisce Mineo che può tornare però dalle parti di Cusumano. Sanz gira ancora per il 22, si propone Barbera che colpisce Touré alle spalle, non c'è nulla per il direttore di gara che anticipa di netto Touré, qui Barbera, ma regala la rimessa al San Vito che è già battuta con Mustaccia che adesso gioca più avanzato, adesso prova a liberarsi il talento di Mustaccia in fase più avanzata.
qua se ne va la Barbera, Sadotti lo ferma, fallo commesso da Sadotti che ha trattenuto la Barbera in maniera irregolare, aveva dato vantaggio Canicattì, poi è rimasto a terra Sadotti colpito a detta sua dalla Barbera, ma qui il giallo è pronto per il numero 3 del San Vito. Ammoniti quindi entrambi i terzini, da una parte la Commare, dall'altra Sadotti. Può essere un tema questo per la Don Carlo, in quanto entrambi gli esterni bassi del San Vito sono ammoniti, magari puntare di più l'uomo potrebbe essere l'opzione, il tema giusto nel corso di questi ultimi minuti di secondo tempo, per cercare di creare l'occasione giusta per andare in gol. Giallo quindi per il numero 3 Sadotti, che sta facendo comunque un'ottima partita, anche come la Commare lì sull'altra fascia, appunto al 60esimo la Commare, appunto al 66esimo invece Sadotti, in attesa anche di cambi per quanto riguarda Mister Napoli, uno che ripeto dalla panchina attinge negli ultimi minuti. Sono tanti i giovani oggi convocati da Mister Napoli, che gli scordo il numero 2008, ora occhio però qua a Sanzi che mette il pallone al centro a uscire, poi due uomini biancorossi a terra, forse colpiti, forse nel tentativo di andare a prendere questo pallone. Altra occasione che comunque si spreca per la Don Carlo, potrà andare Rusconi con questo rinvio dal fondo, però diciamo che se ci attendavamo una ripresa più spumeggiante, magari con le due squadre disposte a schiudersi un altro po' per cercare la via del gol, in realtà in questo momento qualche occasione c'è stata ma nulla da segnalare, le squadre sono comunque molto compatte, al netto di qualche occasione di contropiede tipo questa per il San Vito con il tentativo di Mustaccia da lontanissimo, e occhio perché questi tiri, queste conclusioni da lontano con questo vento possono essere mortifere per entrambi i portieri. Lo sa Mustaccia, che ha provato la conclusione al volo, di un gol molto bello contro la Folgore. Anche Guaiana si è superato, l'unica vittoria stagionale, come avevo detto anche in apertura, della formazione di casa proprio qui al Comunale. Va lontano adesso Di Salvo, lotta con la Barbera Aua, poi va al rilancio male, quindi Tony Flores può correre, mette giù il pallone, ancora Flores aspetta, in mezzo a due però è difficilissimo passare, non riesce a far proseguire l'azione Flores. Allora ancora pallone per la formazione di casa con questo rilancio sconsiderato però di Aua, ancora ping pong tra le due formazioni, tra le due metà campo. Flores mette ordine, dà il pallone a Caramanno, ancora Flores può andare con la sventagliata col mancino imprecisa, la prende Rusconi. Gara ancora su ritmi molto bassi, quantomeno l'intensità c'è, ma davanti ai due portieri pochi pericoli. Qua che potrebbe essere mantenuto in campo da Tarantino, che però non riesce ad arrivarci, è comunque un'occasione potenziale per il San Vito, ancora con le mani, ancora con il numero 19 appena entrato in campo nel corso di questa ripresa, come lui anche il numero 16 Ramallo, che adesso è chiamato in causa. L'ultimo uomo Ramallo va con il sinistro, fermato, e occhio a Golli, può andare il numero 7. Non è messa benissimo la formazione del San Vito, che adesso torna nei suoi ranghi. Agolli mette questo sinistro al centro, chiude la formazione di casa. C'è sempre però Flores che chiama in causa il suo compagno lì a sinistra. Arriva un'altra volta il cross. Lo stacco di Barbera non è preciso, o almeno è in porta, ma è troppo debole. È un passaggio per Rusconi, che adesso prova a cercare Guaiana, che fa la sponda per Mustaccia. Il pallone è ancora in campo, anzi no, scivola il numero 10, un momento di controllo decisivo di questo possesso San Vito, che diventa un attimo possesso Don Carlo. 0-0 ancora dopo 70 minuti, ancora con il numero 33 Caramanno, che guadagna qualche metro e va lontano con le mani a cercare sempre i suoi riferimenti offensivi, sempre la Barbera, e Barbera proprio il 9 lotta e riesce a mantenere questo possesso. Ancora Barbera, insiste lui, pallone per Mineo, ancora lui, Mineo, fermato Mineo. E allora ancora una volta Guaiana, Issa,
ancora il Sabasit, torna dietro dalle parti di Touré, e allora largo a destra Tarantino. Touré, Sadotti, insiste Sadotti, può andare il 3, ancora Sadotti, prova a mettere il pallone al centro, pallone però troppo debole e soprattutto imprendibile per chiunque. Di Salvo potrà rimetterlo in campo dopo questa rimessa dal fondo. San Vito che sarà atteso da un altro viaggio verso Palermo settimana prossima, tra 6 giorni, sabato, per giocare al Francolo Monaco di via Palinuro vicino Mondello contro la Parmonval. Provare a essere il destro da fuori, il numero 9 Guaiana, e Di Salvo non si rende protagonista sicuramente di un intervento di cui andare fieri. Non era neanche diretto verso la porta, 12, anche per colpa del vento. Avevo detto che sarà un fattore questo vento terribile che ci sta continuando anche a dare fastidio nel corso di questo pomeriggio comunque piacevole. San Vito Lo Capo adesso deve richiamare all'ordine i suoi, proprio il numero 12 nel corso di questo calcio d'angolo. Ross che arriva al centro, spunta un'altra volta Awa, lo chiude a gol. Fa una grande giocata, fa un grande lavoro per i suoi. Il numero 7 era Di Salvo, può andare con il sinistro, pallone che era in movimento, infatti il signor Canicatti richiama il portiere della Don Carlo che deve battere. Anche qui non è colpa sua, è più colpa del vento che continua a infastidire i giocatori in campo, e il pallone che non riesce a trovare fissa dimora nel corso di questa gara, comunque con un'intensità che non riesce mai a trovare il suo picco, non riesce ancora a provocare azioni pericolose. Ci prova adesso però Barbera dalle parti di Cusumano, che può giocare largo a sinistra, si accentra, va con il destro, pallone che rimane sospeso in aria. C'è ancora però la chiusura da parte di Sadotti. Mineo può avere l'ultima parola, la chiude però senza particolari problemi Bulades, e poi Guaiana prova a mettere in corsa il suo compare d'attacco Mustaccio, riprende palla Flores, impreciso il passaggio di ritorno per Tommy Flores, lo stava facendo l'esterno di Trivela quasi Cusumano, ma è uscito un tentativo complicato da descrivere. Palla sempre per il San Vito, 74esimo in corso dei 90 previsti, 0-0, punto che sicuramente renderebbe più felici ragazzi. San Vito qua nettamente a vuoto Guaiana, giallo per lui, ha rischiato anche qualcosa di più, e chiede subito scusa Guaiana, sa di aver fatto sicuramente un intervento sconsiderato. Giallo quindi per Guaiana, terza moneta della gara, tutti bianco-blu. Qui al 74esimo, al termine del 74esimo, Guaiana si iscrive al tabellino dei cattivi, miglior marcatore stagionale del San Vito, con la tripletta segnata poi contro la Colore Castelvetrano. Adesso Tony Flores si lamenta con il Sancanicati perché Guaiana continua a guadagnare metri, fa passettini. Ora può andare Flores con il sinistro che entra in aria, ma viene neutralizzato la difesa del San Vito, che prova adesso a ripartire ancora con Issa, scivola Issa e può andare quindi Sanz, sventagliata a cercare e poi a trovare la barriera che controlla, si decentra il numero 9, si propone anche Sanz al centro, Rusconi Touré, pallone sempre per il numero 19 Tarantino. Guaiana controlla, lo blocca seppur per qualche istante Caramanno, palla sempre per i bianco-blu, guadagnano metri, guadagnano anche secondi, perché come dicevo comunque il pareggio sicuramente fa sorridere più il San Vito che la Don Carlo, contando il gap tecnico tra le due squadre, almeno il gap potenziale
c'è tra le due formazioni che oggi comunque da questo momento si sono equivalse, quindi non ci sentiamo di dire che una meriti il vantaggio sull'altra, però ovviamente il gioco del calcio lo conosciamo, quando la dura legge del gol entra in vigore bisogna semplicemente mettere dentro il pallone una volta in più i tuoi avversari per portare a casa i 3 punti, portare a casa la vittoria. L'obiettivo di entrambe le squadre oggi qui al Comunale. Fallo qui ai danni di Cusumano, può giocare quindi da Don Carlo, 76esimo che si è concluso e Mister Napoli richiama per la prima volta oggi l'attenzione del quarto uomo, in questo caso ovviamente essendo in eccellenza è il guardalinea più vicino, esce Barbera, fuori quindi il numero 17 Mattia Barbera al suo posto. Se il mio occhio non inganna me e soprattutto voi che ci seguite da casa, è entrato il ricambio naturale di Barbera, ovvero Nahuel Garriga, un altro argentino per Mister Napoli, 77esimo primo cambio quindi per il Don Carlo Misilmeri, con un preciso quali vitale lo mantiene in campo a Golli, cambio semplicemente comprensibile. Barbera era anche un po' stanco sulle gambe, Garriga il cambio naturale del numero 17, quindi gol a servizio di Mister Napoli, in quanto Garriga viene da anni sicuramente prolifici con la Polisportiva Nicosia in promozione. Quasi 40 gol in 2 stagioni per l'argentino, che adesso va a fare tappa fissa in attacco assieme a Lavardera. Rilancio buono per Agolli che sovrasta il suo marcatore, sarebbe buono per Garriga che però non arriva a controllare. Poi Flores ancora per Garriga, si va a vedere sinistro, deviazione e calcio d'angolo. Ha provato Garriga, si fa vedere subito l'altra argentina direi no, ovvero Agustin Ramaglio, dovrebbe anche essere. La L ha comportamenti strani in base a quale parte dell'America Latina ti trovi. Non stiamo facendo lezioni di linguistica, c'è un calcio d'angolo battuto da Don Carlo, esce un'altra volta il San Vito, Rusconi fa la voce grossa in area piccola, autoritario il numero 1 sanvitese, poi ha anche una pacca Caramanno che per contendere questo pallone ha avuto anche qualcosa in più, colpo poc'anzi all'estremo difensore avversario. Adesso occhio sempre a Aouar, le sue corse, i suoi strappi, chissà, gliela ridà Aouar, pallone al centro, non compreso però da Guaiana che già sta facendo un altro lavoro. Poi a Golli, non controlla il numero 7, pallone buono per Sadotti, richiamato Sado i suoi colleghi più arretrati da Sisturé, poi Sadotti colpito, non c'è niente per il direttore di gara, può andare a Golli a cercare la Bardera, profondità per il numero 9 che prova a entrare in aria, lo fa adesso, sterzata, ancora la Bardera, bloccato da 2 uomini in maglia bianca. C'è sempre azione per il club ospite, fermato però Mineo, e allora ancora una volta San Vito ha avuto l'occasione, la Bardera si lamenta, il numero 9 all'indirizzo del direttore di gare, il signor Canicattì, che adesso deve stare attento anche perché c'è ancora Sadotti a terra, e infatti credo che adesso richiama, e lo fa, richiama l'attenzione delle 2 squadre il direttore di gara, perché il numero 3 Federico Sadotti è rimasto a terra. Prova a rialzarsi Federico Sadotti, anche lui prodotto delle giovanili del Trapani l'anno scorso, ha vinto i playoff nazionali con la maglia del Gela, uno dei protagonisti della cavalcata vincente della formazione di Mister Cacciola nel corso della parte finale di stagione. Si rialza Sadotti che non è delle intenzioni migliori, almeno per quanto riguarda il dialogo e il confronto, particolarmente arrabbiato Sadotti,
la scelta del signor Canicattì di non fischiare fallo dopo lo scontro tra lui e Agolli, un duello che, come dicevo, si porta avanti praticamente all'inizio della gara. Pronto a rientrare Federico Sadotti, mi dà palla Tommy Flores alla formazione avversaria, che adesso avrà anche la possibilità di gestire questo possesso con il portiere, il numero 1 Alessio Rusconi. Sadotti, cercare il suggerimento per Pulades, torna sul pallone Agolli che riesce a gestirlo e a smistarlo, andare dalle parti di Mineo, che può partire anche in contropiede. Mineo a cercare la sovrapposizione di un suo compagno, ovvero Nahuel Garriga, ma invece l'ottimo lavoro lo fa Issa, guadagna rimessa e quindi Guaiana può andare a battere. Sempre grande partita da parte di Issa, forse uno dei migliori oggi del San Vito. Fatichiamo a trovare un vero e proprio MVP della gara, direi che tra Issa e Agua, insomma, la difesa e gli esterni del San Vito, la corsa dei ragazzi di mister Colombo sono sicuramente una parte importante di questa gara, una parte importante di questo ingranaggio limitato oggi alla grande dal San Vito da parte di Don Carlo Misini. Ancora Federico Sadotti con la palla tra le mani, deve andare lontano il numero 3 per cercare di trovare una sorpresa al centro dell'area di rigore. Esce sempre però Don Carlo, Flores anticipato senza fallo, ma il pallone ancora buono per i biancorossi, con Sanz che riparte, probabilmente c'è un fallo da segnalare, giallo. Ben capito per chi è stato combinato questo giallo, forse per il numero 16 Ramallo all'83. Può giocare da Don Carlo, altra munizione alla difesa del San Vito, che adesso sembra più come se fosse stata evidenziata con un pennarello, quanto i gialli continuano a spuntare in maniera pericolosa per la formazione di casa. Mantiene il possesso a Don Carlo, poi Sanz di prima quasi di intenzione a cercare Agolli che non controlla, rumoreggia ancora il pubblico di Musilmeno. In corso dei 90 previsti per questo match. Per un tempo solamente 2 minuti di recupero ho aggiunto nel corso dell'extra time, secondo che comunque ha avuto una priorità importante. Qua sbaglia un'altra volta il controllo da Don Carlo, sempre Tarantino a cercare Issa che è dappertutto, Issa Basit trova le giocate, il numero 6 viene spinto, fallo segnalato qui in favore del giocatore del San Vito, Abdul Issa Basit, sicuramente tra i migliori, anzi più che fallo è rimessa, sì rimessa, era uscito il pallone però è ancora in favore del San Vito, non è calcio di punizione, comunque palla per i bianchi, comunque in fase d'attacco, comunque pericolosa, già battuta rimessa qui ancora una volta da Lacomare, che però perde l'uomo, anzi era Pulades, si perde l'uomo, perde il pallone, prova ad andare Garriga, mezzo a 2, il tocco comunque ovviamente di un giocatore del San Vito, da una rimessa offensiva all'altra. Adesso tocca a Don Carlo agire su quella parte di campo. Flores penetrato però da Sanz, non cala ancora l'asso, formazione ospite riesce a palleggiare Costantino, l'appoggio, ma non è complicato comunque per Vitale, col sinistro va lontano a cercare ancora i suoi compagni nella zona più pericolosa, più calda del campo. Flores, lo scontro tra Neo
Touré, adesso più avanzato Touré, quando Caramallo si è messo in difesa, Mustaccio in attacco, ora occhio, questo pallone con l'ultimo tocco di un giocatore del San Vito, allora calcio d'angolo, e allora occasione per la Don Carlo, quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Corner per i biancorossi, c'è un mucchio nell'area piccola, arriva al centro il pallone Rusconi ancora una volta, lo stoppa però Garriga che torna dal battitore, un altro cross al centro per Costantino, prova in rovesciata poi Caramanno, tutto buono ancora, con la rimessa al centro, esce il San Vito, azione reiterata da Don Carlo che devo stare attento adesso perché riparte in contropiede il San Vito, pallone buono per Guaiana di Salvo, grande chiusura, e poi Costantino, e poi ancora Don Carlo, Colli che prende il pallone con il braccio, non l'aveva visto il signor Canicattì, lo aiuta e fa molto bene il secondo assistente, il signor Termini. Touré, atterrato da Flores, calcio di punizione, guadagna metri il San Vito, sposta il pallone Mineo, non è segnalato però dal direttore di gara come comportamento antisportivo. Aspetta ancora, il San Vito deve battere Sadotti, potrebbe che deve battesse Awa, si allontana Awa da gol sinistro a cercare ancora una volta la testa di Tarantino, ma è più lesto di tutti di Salvo che un'altra volta esce con autorità. Flores, atterrato Flores, calcio di punizione. La Golli si prepara, anche se Flores rimane a terra dolorante, allora si perderà ancora qualcosa. 88 concluso, mancano 2 minuti, meno qualche secondo alla fine, ma a questa equazione aggiungiamo anche il recupero e a breve verrà combinato dal signor Canicattì alla gara e deve ancora conoscere il suo perdente. Tutto appeso a un filo tra San Vito e Don Carlo, colpisce ancora una volta con il braccio il numero 7 Agolli, calcio di punizione per il San Vito, deve battere Sadotti che adesso sembra comunque sempre più intenzionato a spegnere la gara. Nel frattempo esce Tommy Flores, applaudito dal pubblico ospite, esce il numero 10 e sta entrando Stacciolo. Due cambi quindi per Mister Napoli, fino a questo momento fuori 2/3 dei giocatori più offensivi, Flores e Barbera, dentro Garriga e Stacciolo. Adesso va lontano con il destro a cercare un'altra volta Cusumano che riesce a girare nuovamente il pallone per Caramanno e col sinistro prova a cercare il tracciante giusto, prova ad aprire il vaso di Pandora, questa difesa del San Vito che continua a regalare comunque gioie ai tifosi presenti qui ad ogni intervento riuscito. Faccio un calcio di punizione e soprattutto tocchiamo adesso il 90°. Tre minuti di recupero, si gira al 93esimo. Ho detto comunque il secondo tempo è stato molto fluido, quindi ci può anche stare che i minuti di recupero siano solamente 3 per le sostituzioni e anche qualche infortunio occorso ai protagonisti in campo. Ricordiamo quello di Sadotti e quello di qualche secondo fa di Flores. Fatto sta che la squadra, entrambe le squadre comunque hanno giocato in maniera fluida, passando il pallone, cercando
di creare possesso palla, ma mai con l'intensità giusta per colpire la squadra avversaria, mai con il giusto mordente. Molto possesso palla, sì, ma sterile nel corso di questa partita, che però potrebbe essere risolta nel corso di questi ultimi minuti, perché ne mancano 2 alla fine della gara. Vitale non preciso con la testa, poi entra in acrobazia ancora Guaiana, che è in fuorigioco, quindi si disinteressa del pallone, mette fuori la sfera. Allora sempre Don Carlo, ancora Bulades, continua a lottare il numero 7, poi però si deve accontentare di perdere anche questo pallone, perché è rimessa per Don Carlo. Deve battere allora la formazione biancorossa. Una volta pallone rilanciato in avanti, colpito Garriga, non c'è niente. Allora Zambito, allora Tarantino, ancora le parti di Touré, fermato anche il numero 4, prova lo stop, poi la Vardera e trova Golli. Può essere un'altra di occasione a Golli, cross al centro, non c'è deviazione, indica l'area piccola il signor Canicatti. Anche in questo recupero non abbiamo visto assedi, non abbiamo visto rischi presi da entrambe le squadre. Ecco, forse proprio questo il trade union tra le due formazioni oggi qui al campo comunale di San Vito: la mancanza di rischi presi, l'accettazione, la resa quasi di portare a casa questo punto senza rischiare più di tanto. Questo 0-0 scialbo, ma che comunque lascia forse più contenti i ragazzi di San Vito. E adesso però occhio a Garriga, fermato da Ramallo. L'ultimo tocco è di Garriga, bravo Ramallo quindi qua a fermarlo. Ancora una volta andrà Rusconi, e ormai il tempo è finito, sono chiusi i 3 di recupero. Credo che magari si andrà fino a 93-30, anche se ha il fischietto in bocca del signor Canicatti, probabilmente non lo toglierà più. Lontano Rusconi, vanno a cercare ancora una volta Guaiana, spinto in maniera anche plateale da Caraman, prova a lottare Bulades. Guaiana una volta anticipato, poi colpisce l'arbitro Mineo. Poteva essere una grande occasione. Costantino chiama tutti alla carica, vuole tutti avanti, vuole vincere questa partita il capitano. Gli artigli. Adesso Vitale, che arriva al centro, Rusconi anticipato da un suo compagno, occhio quindi a Garriga, fermato anche lui da Touré, da Aouar, da questi 2 ragazzi che hanno fatto una partita clamorosa oggi. E sull'errore di Aouar, forse l'unico della gara, finisce così, finisce 0-0, poche emozioni, pochi rischi, un punto a testa tra San Vito e Don Carlo. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui da Sportisli, da Gabriele Rispetto a tutto.